Ed eccoci qua a una nuova puntata di Borghi di Sardegna. È da un po' che mancava sul canale uno di questi miei speciali e oggi ho scelto una location davvero particolare. Sì, perché io durante la settimana comunque analizzo la mappa, la storia di alcuni borghi e cerco di trovare qualcosa di interessante, soprattutto per voi. In questo caso ho trovato questa cittadina, questo piccolo paese che ha una storia un po' particolare. Vi spiego, la sua storia mi ha incuriosito perché non ho trovato effettivamente l'anno di fondazione, non ho trovato dei risultati storici particolari né sui siti dei comuni né tantomeno facendo delle ricerche su Google e sulla storia locale. Questo perché questo centro abitato è sempre esistito. Questo è un paese che ha visto sempre degli insediamenti umani a partire dal pre-nuragico e arrivando fino ai tempi nostri. È un centro abitato che oggi è una frazione di un comune abbastanza noto, ossia di Narcao, ma ha visto la sua consacrazione a comune, appunto a Narcao, solo nel 1853, con un regio decreto. Precedentemente erano semplicemente dei centri abitati e di questo si parlava. La sua storia infatti comincia con degli insediamenti umani legati alla pastorizia e all'agricoltura, che poi sono stati integrati dalla popolazione nuragica. La popolazione nuragica era una popolazione piuttosto bellicosa. Si dice che derivassero da popolazioni italiche e greche, ma onestamente su questa cosa non so dirvi esattamente se sia vero. So soltanto che furono un popolo molto forte e molto invasivo. Questo poi cambiò con gli anni, si addolcirono e infatti entrarono in contatto con i Fenici che erano alla fine quei popoli che erano dei commercianti, naviganti e arrivavano dal Medio Oriente, quello che oggi chiamiamo Libano e insomma tutta quella costa. Erano comunque dei commercianti per lo più ed entrarono in rapporti appunto molto stretti con i nuragici. E questo è testimoniato anche ad esempio dal video che vi ho fatto vedere sul nuraghe di Carbonia, dove tecnologie sia appartenenti ai nuragici che a quelle fenicie andavano a trovarsi nella stessa location, quindi qualcosa di veramente molto interessante in termini di integrazione. Poi arrivarono altre popolazioni che sono le popolazioni puniche, ossia quelle che vengono dal Nord Africa. Questi forse meno attenti al commercio e un po' più bellicose, ma sembra che comunque interagissero in modo civile mediamente civile con la popolazione locale e quindi comunque c'è stato un mix di queste etnie fino ad arrivare ai Romani. Infatti in questo paese, che ora vi posso dire è Terraseo, esistono dei trovamenti che vanno appunto dall'epoca nuragica, pre-nuragica addirittura, e arrivano fino ai Romani, tant'è vero che proprio all'uscita del paese si trova un tempio antico intitolato a Demetra. Demetra era una divinità greco-romana che è quella che noi chiamiamo Dea Madre, quindi un rituale che era molto apprezzato qui in Sardegna, tant'è vero che la Dea Madre si trova praticamente in tutte le location di sepoltura. Ma andiamo quindi a vedere di cosa si tratta. Vediamo questo paese. C'è un silenzio quasi irreale a passeggiare all'interno del paese, perché comunque la vita qua si svolge tutta attorno ai centri come i bar ad esempio. Per il resto parte che è domenica mattina, ma comunque c'è veramente poco movimento e questo trovo che sia veramente piacevole. Qui andiamo a vedere una statua che non so di chi sia, andiamo a verificare. Questa statua è una statua ai migranti. Qua c'è una targa. Vi leggo questa targa che è veramente molto molto toccante. Emigrante che attraversi il mare girovagando in cerca di fortuna, sappi che di mamma ce n'è solo una e prima o poi qui dovrai tornare. Questo è chiaramente un messaggio ai sardi che hanno attraversato il mare, che si sono allontanati dalle loro famiglie. Ed è veramente un monumento bellissimo. Complimenti. Intanto hanno aperto la chiesa e quindi cercherò di avvicinarmi. Chiaramente qua rispetterò un silenzio religioso.
così anche questa escursione, questa puntata di Borghi di Sardegna termina qui. Spero che Terraseo vi sia piaciuto. Io trovo che sia un paese veramente molto molto caratteristico e quindi ne valga la pena. Venite a visitarlo e alla prossima.